Eccoci qui a questo nuovo appuntamento, a questo nuovo vlog. Siamo qui nella chiesa di San Pietro in Silche, nel santuario di Nostra Signora delle Grazie, e qui ci sarà un nuovo appuntamento con il candeliere dei Massai, questo candeliere così importante, storico, e quindi per cui insomma adesso vi racconterò il trasporto di questo candeliere poi verso la sede provvisoria in Santa Caterina, a Sassari, del Gremio dei Massai, per prepararci per la Faradda. Oggi 5 agosto, sono intorno alle 19:30, non so quando andrà in onda questo vlog, ma comunque sarà prestissimo, per cui seguite tutto questo percorso culturale e ne approfitto per dedicare questo video alla memoria di Antonio Cico, lo storico capocandeliere dei Massai, e quindi questo è dedicato a te, Antonio, per tutte le faradde e le emozioni che hai fatto vivere a tutti noi per questo candeliere così importante, sia quello antico che quello nuovo del Gremio. Seguitemi, iscrivetevi al canale, mettete un like e ricordatevi anche che in descrizione vi metto anche i link dei miei libri, 3 dei 6 miei libri cartacei: Gremi e Candelieri della città di Sassari volume 1, Gremi e Candelieri della città di Sassari volume 2, Gremio dei Massai nella storia di Sassari, quindi per cui insomma adesso noi entriamo nel vivo di questa giornata insieme ai componenti del Gremio dei Massai e anche ai portatori e le burro da murinaggio, quindi a suono di tamburo. Quindi restate assolutamente qui e sarà un bel video che vedrete ovviamente sul mio canale YouTube. Mettete un like, iscrivetevi e ci vediamo fra pochissimo per questa storica, interessante e importante condizione che riguarda il Gremio e il Candeliere dei Massai. Quindi restate con noi. Eccoci con Matteo, pilota del Gremio dei Massai. Buonasera. Io prima ho detto appunto che siamo qua in condizioni, vieni un attimino un po' più che ci togliamo dall'ombra e così siamo qua. Quindi ho detto prima che insomma siamo in procinto di portare questo candeliere. Nella sede temporanea. Il candeliere di Santa nuovo, Caterina, ovviamente. Sì, quello nuovo, perché il vecchio purtroppo per motivi comunque anche di stabilità non può essere più Perfetto. E quindi in processione. e allora ci vediamo fra poco. Noi rinnoviamo a 100 anni, A giusto? 100 anni a tutti.
candeliere dei Masciai viene portato fuori dalla cappella di Nostra Signora delle Grazie verso l'esterno, deve essere portato così poi presso la sede. Ecco l'arrivo del candeliere dei Masciai trasportato, ecco che arriva lo storico, eccoci qua, come va?
nella cornice della cattedrale, il candeliere dei Masai. Il candeliere dei Masai, siamo qui in cattedrale, è arrivato trasportato dal furgone ovviamente perché insomma come avete visto è a San Pietro di Silchi, la sede è la cappella di Nostra Signora delle Grazie dei Masai. Ora il tamburo arruglia e porteremo il candeliere in sede e quindi faremo questo vlog tutti insieme per la storia, per la Farada dei Candelieri, i Gremi dei Masai. Ricordo, questo è un video dedicato alla memoria di Antonio Cicco, tutti lo conoscevano così, e quindi insomma il capocandeliere, uno dei capi candeliere con la C maiuscola della storia, insomma possiamo dire della Farada, quindi restate con noi.
vedere anche il Candeliere nuovo, questo è parte della storia, ora godiamoci i balli.
Eccoci qua con Marcello Pittalis che prenderà i anni di Veni, di Candarini, e con Matteo Pilotto, il detto del gremio. Quindi insomma, cosa abbiamo visto? Tanta storia di gremio, bellissima emozione. Quindi Siamo carichi da cantiere. cosa ne pensate? Come sarà questa fase? Bella, secondo me saremo anche più organizzati. Che squadra che c'è? Vero. Sono tutti i gremianti, le famiglie. Nico ha trovato la quadra. Dopo un po' di anni ha trovato la quadra. Finalmente dopo un po' di esperienza, sviluppo che è stato fatto, siamo contenti. Quindi con questa bella festa cosa possiamo dire? Ascoltando, diciamo a tutti, ascoltami a tutti. Ora stanno terminando il ballo, ovviamente stanno entrando il candeliere dentro la sede provvisoria del gremio, quindi c'è tutto il gruppo, c'è anche qualche gremiante e questo quindi è praticamente il termine di questa manifestazione, di questo evento molto importante che vede il gremio dei Masai ancora una volta con i suoi portatori e con il capocandeliere protagonista di questa bellissima serata in attesa di Rafaradda che ci sarà il 14 agosto. Una squadra spettacolare, una squadra di grande carattere, un grande carattere anche il capocandeliere e quindi il gremio dei Masai è contento di tutto questo. C'è allegria, c'è festa ancora, c'è ancora tanta gente qua, come vedete. C'è ancora gente, prima ovviamente ce n'era ancora di più, questo è il gremio dei Masai, la storia della nostra città, la storia di Sassari. E fra poco chiuderemo questo vlog e al prossimo appuntamento.
sede provvisoria del gremio dei Masai qui abbiamo terminato questa festa e quindi ora si beve, si dà convivialità a questo momento e quindi io vi saluto e chiudo questo appuntamento. Al prossimo vlog, a 70 anni a tutti. La gente della Parata di Candeleri alla diretta che noi faremo e vi ricordo di mettere un like, iscrivetevi al canale e quindi insomma a 70 anni a tutti ancora e viva il gremio dei Masai.